TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il corteo dei metalmeccanici delle metalmeccaniche venete sfilerà per Mestre venerdì 20 giugno 2025 per il rinnovo del CCNL. I lavoratori di Fincantieri partiranno per primi. Alle 8:30 dai loro cancelli raggiungeranno il resto dei manifestanti all'inizio di Corso del Popolo sulle 9. Tutti insieme in un unico corteo si raggiungerà Piazza Ferretto, dove si terranno gli interventi dei segretari generali regionali della FIM e della FIOM e dei delegati dei territori del Veneto delle tre sigle. La mattinata sarà conclusa dall'intervento del segretario generale della UILM nazionale Rocco Palombella. Ancora cronaca, nella sera di lunedì scorso i poliziotti delle volanti hanno proceduto al controllo di un'auto transitante a Mestre, insospettiti dalla carrozzeria modificata del veicolo. A bordo dell'auto vi erano due uomini gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e a seguito del controllo sono stati rinvenuti all'interno dell'auto arnesi atti allo scasso. Nei successivi approfondimenti è emerso a carico di uno dei soggetti un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Roma. L'uomo, condannato per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato dagli agenti presso il carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove dovrà scontare una pena di oltre 11 mesi di reclusione. È stato inoltre contattato l'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia. Per le attività di specifico settore sono state avviate le procedure di allontanamento dal territorio dello Stato nei confronti dell'altro occupante del veicolo. Nei confronti di quest'ultimo cittadino comunitario è stato disposto il trattenimento presso CPR in attesa di allontanamento. E sono stati avviati, cambiamo argomento, nei giorni scorsi una serie di interventi di manutenzione nel canale Fossetta che interesseranno in particolare il comune di Meolo. Quest'opera, che si sviluppa principalmente sull'argine nord ed è seguita dai nostri uffici regionali del Genio Civile, spiega l'assessore al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacin, abbiamo impiegato 1,2 milioni di euro. A questo cantiere farà seguito un ulteriore progetto sull'argine sud, ora in fase di approvazione, del valore di 800.000 euro, che sarà curato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Con tali interventi si va dunque a rispondere a diversi fenomeni di erosione delle rive che, in alcuni tratti, risultavano degradate. Condizioni meteo e imprevisti permettendo, i lavori dovrebbero terminare entro inizio autunno. Voltiamo pagina. La tradizionale festa dei San Piero de Casteo raggiunge quest'anno il traguardo della 55esima edizione. L'iniziativa, inserita nel palinsesto delle città in festa, animerà Campo San Pietro dal 25 al 29 giugno, con l'apertura ufficiale dello stand gastronomico e delle attività previste per mercoledì 25 giugno. La festa, come da consolidata tradizione, unisce momenti di fede, cultura, spettacolo e socialità, proponendo un ricco programma rivolto a tutte le fasce di età. Tra gli appuntamenti principali si segnalano il concerto della Mente di Tetsuya in apertura il 25 giugno, il DJ set con DJ Spiller il 26 giugno e la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia in programma domenica 29 giugno. Non mancheranno, come detto, occasioni di approfondimento culturale. Sarà possibile visitare il mercatino della solidarietà, che coinvolgerà una decina di associazioni, e degustare i piatti della tradizione allo stand gastronomico. Completa l'offerta la consueta lotteria, la cui estrazione avverrà il 29 giugno. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.